Abbiamo troppa abbondanza, allora quando ci sono tantissime disponibilità a candidarsi, sia a livello di liste, sia rispetto alla difficoltà che hanno i leader nazionali a individuare la figura più adatta per rappresentare il governo, per rappresentare al governo i Veneti nei prossimi 10 anni, chiaramente ci si prende del tempo. È un problema d'abbondanza quello di cui soffre il centrodestra veneto. Per questo, dice con un filo di ironia il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, la scelta del candidato alla presidenza della regione sta attraversando una gestazione travagliata. Al porto di Venezia, alla presentazione dei simulatori di guida di navi e treni, c'è mezzo stato maggiore del partito e l'argomento regionali è inevitabilmente sul piatto. L'attesa non ha aiutato sicuramente a calmare gli animi perché ha creato aspettative e soprattutto si è discusso più di fantanomi, per così dire, più che di contenuti della regione. Credo che ci sia anche qualcosa di positivo in tutto ciò, ovvero che discuta il nome del candidato sempre mantenendo, indipendentemente da dove arriverà il candidato, ovvero se da Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia, un centrodestra unito. Insomma, in casa Fratelli d'Italia si starebbe iniziando a pensare che il nome del candidato presidente rivesta un'importanza relativa, perché si stima che comunque i rapporti di forza elettorali saranno ribaltati rispetto ad una giunta uscente dove tranne uno tutti gli assessorati erano a guida leghista. Ho fatto l'assessore quando ero da sola e tutti gli altri erano leghisti. Io credo che la forza sia quella delle idee e sia quella di un governo che non deve avere fibrillazioni, quello regionale, perché va in continuità, ma ha bisogno oggi di nuovi stimoli e Fratelli d'Italia può darli con un forte collegamento con il governo centrale, può darli però con persone molto radicate sul territorio. Non sarò più sola, ma come diceva bene Elena, questo è sicuramente un lavoro di squadra da portare avanti. La Regione del Veneto ha sempre bene amministrato e dobbiamo continuare ad amministrare bene e fare sempre meglio. In fondo, quindi, la candidatura alla presidenza della regione potrebbe anche non rivestire un carattere fondamentale se si inquadra in una giunta che sarà comunque a trazione Fratelli d'Italia e su un programma che ricalca quelli che sono gli accordi tra alleati a prescindere da chi si insedierà a Palazzo Balbi. Possiamo dire con ragionevole certezza che entro il 20 di ottobre ci sarà il nome del candidato e avremo i nomi delle liste. L'auspicio è quello che già questa settimana i veneti possano sapere chi sarà il candidato presidente di un centrodestra unito che coeso garantirà la continuazione di quei 30 anni di governo che abbiamo alle spalle anche per i prossimi 10.